Meglio di ogni più rosee aspettative, non lo dico ovviamente per piangeria, ma perché sono una persona che, essendo molto curiosa, tende a documentarsi. Quindi prima della mia venuta qui mi ero documentato su quello che potevo aspettarmi di vedere, ma purtroppo, anzi per fortuna, nonostante l'impegno, quello che ho trovato ha superato la preparazione con la quale venivo. Queste colline così impervie che, nonostante avessi visto video, nonostante avessi visto delle foto, non riescono a dare l'idea esatta di quanto sia molto particolare questo territorio. E ovviamente ancor più del territorio, della morfologia del territorio, è proprio la gente che lo abita, la passione con la quale tengono questo territorio, con la quale lo coltivano, lo amano, lo fanno crescere. E tutto questo, che parte da un livello culturale, storico, anche geografico, si riflette poi nel prodotto finito, e questo è qualcosa di assolutamente inedito per me, ovviamente, e parlo, come dire, da persona, come dire, non esperta. Però quello che ho trovato è una comunità di persone che portano con sé segreti, storie, umanità da veramente secoli, ed è qualcosa che questo è facilmente respirabile. E credo che sia anche forse l'arma in più che avrebbe questo prodotto, di potersi imporre anche in un mercato molto più grande rispetto a quello di cui già ovviamente fruisce e si alimenta. E convinterebbe mai un film in queste colline? Beh, sono colline assolutamente cinematografiche, però penso più, come dire, a qualcosa che ne faccia scoprire più che altro le radici, l'importanza culturale, più che al di là del, come dire, a livello paesaggistico, che ovviamente è meraviglioso. Essendo la mostra del cinema un evento internazionale, ma italiano, mi sembra giusto che sposi, come dire, un vino che è internazionale ma è assolutamente italiano, è un made in Italy. In più riflettevo su questo, c'è, come dire, una sorta di trittico che ha il valore proprio di denominazione UNESCO, che è appunto le Dolomiti, questo paesaggio, Conegliano Valdobbiadene e Venezia. Quindi in un qualche modo c'è una sorta di trade union tra questi tre paesaggi storici, culturali così importanti. Quindi sono, ovviamente, poi essendo io un attore, credo che sia, come dire, una sorta di ciliegina sulla torta della chiusura di un cerchio. Quindi per me rappresentare un Made in Italy in un'occasione così importante è un privilegio, è un onore, e credo che sia anche il modo giusto proprio per far conoscere un prodotto così speciale.